Silene vulgaris. Che cosa vorrà dire oggi parlando delle ciaccole con Silene vulgaris? Mica tanto. Però se io vi parlo di scioppettini, carletti, scrizzioi, addirittura tagliadelle della Madonna, io sono sicura che più di qualcuno mi dirà: ah sì, sono quelle erbette che nascono spontanee, hanno la foglia allungata e che emettono uno strano fischio, ecco il nome scrizzioi, se noi stritoliamo tra di loro le foglie. In realtà sto parlando di erbe spontanee del nostro territorio che molte persone amano raccogliere e lo fanno soprattutto in un modo segreto. Pochi infatti sono disposti a raccontare dove le trovano perché vogliono tenere per sé come un luogo segreto il luogo di raccolta di queste erbe. Ed è piacevole andare per erbe. Io ricordo, lo facevo con mia mamma, a volte lo faccio con gli ospiti che vengono qui a Valgrande, perché diventa in realtà un momento a contatto con la natura, diventa un nuovo modo di conoscere il nostro territorio e lo si fa facendo che cosa? Ciaccolando, così come ho fatto io oggi, dedicandovi questa ciaccola e dedicandomi, credo, un mericato sfuresto. Ciao!